Grandine così era da parecchi anni che non si vedeva e qui in centro città non era mai successo. Il 25 giugno 2017 a Vittorio Veneto difficilmente si dimenticherà. In pochi minuti un violento nubifragio ha colpito tutto il comune con grossi chicchi di grandine caduti, raccontano i cittadini, come proiettili, colpendo tetti di abitazioni, coperture di capannoni, auto. Il bilancio pesantissimo. I danni sono stati notevoli, 1,5 milioni circa per i beni pubblici e oltre una ventina, se non ricordo male, per quelli privati, e per cui sarebbe per i privati e per le imprese davvero una boccata d'ossigeno. Ora, per quell'ondata di maltempo, il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza. Dalla Regione la notizia è stata accolta positivamente. Questo, dicono da Palazzo Balbi, lascia ben sperare per il ristoro dei danni subiti da persone e imprese. Anche il sindaco Tonon plaude la decisione del governo, anche se subito dopo sottolinea come il riconoscimento debba ora essere accompagnato da un fondo per i risarcimenti. Ben venga questo, purché ovviamente sia accompagnato da un adeguato ristoro per i danni che il comune e i privati hanno subito, se no francamente cambierebbe poco, se non nulla addirittura.